Il Ministero dell'Economia e delle Finanze ha deciso di erogare alla Regione Calabria 53.500.000 euro per l'attuazione dei progetti attinenti agli obiettivi di Piano Sanitario Nazionale. Si tratta di un finanziamento che non rientra nel Fondo Sanitario Regionale, informa una nota della Regione, poiché sono risorse finanziarie aggiuntive a destinazione vincolata per consentire alla Regione di sviluppare, nel campo della sanità, importanti attività che incrementino la qualità del servizio sanitario regionale. Un uomo di 52 anni, Vincenzo Nicoletta di Crotone, ha perso la vita ieri a seguito di un incidente stradale sulla statale 107 Silana Crotonese, nei pressi del bivio di Caccuri. Da quanto è stato possibile apprendere, l'uomo, a bordo di una Suzuki Jimmy, mentre stava percorrendo la strada che da Crotone porta a San Giovanni in Fiore, avrebbe perso il controllo dell'autovettura e sbattuto violentemente contro il guardrail. Per il tremendo impatto, il guardrail si sarebbe rotto e l'uomo è finito in una scarpata morendo sul colpo. I complimenti da parte del conduttore del Festival di Sanremo 2012 Gianni Morandi sono giunti a Michele Affidato per l'opera che ha realizzato. L'orafo crotonese ha infatti creato il premio per la canzone italiana più bella del mondo, un globo terrestre con rilievi in foglia e oro e smalti. Le congratulazioni sono giunte nel corso di un'intervista rilasciata da Morandi nella Città dei Fiori alcuni giorni fa, in occasione della presentazione ufficiale della Kermesse, nell'ambito della quale è stata presentata alla stampa nazionale anche l'opera per la serata evento del 16 febbraio. Elia Viviani ha vinto il 62esimo giro ciclistico della provincia di Reggio Challenge Calabria Memorial Fausto Coppi. Il ciclista della Liquigas Cannodale ha preceduto Daniele Colli, Type 1 e Maximilian Ricchese, Arg Nippo. Viviani, veronese, 23 anni, ha colto la 17esima vittoria della sua carriera professionistica iniziata nel 2010. Per il Veneto si tratta della quinta vittoria dell'inizio del 2012.